Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia, buon Natale davvero a tutti. La strage del bus di Mestre, l'omicidio di Giulia, ma anche quello di Vanessa, è stato un anno difficile per Venezia, per questo l'augurio di Natale da parte del patriarca Moraglia quest'anno è particolarmente sentito. Ecco, il Natale bussa alle nostre porte e noi arriviamo a Natale portando la fatica ma anche le soddisfazioni in molti casi di un anno che è appena trascorso, un anno faticoso, un anno in cui Venezia, che è una città del mondo ma che viene visitata dal mondo, risente più di altre, ecco, di quelle che possono essere anche le tensioni internazionali. Pensiamo ai 2 centri di guerra che potrebbero essere spenti, e questo noi lo auguriamo, ma potrebbero essere anche focolai ulteriori di altre conflittualità. Ormai siamo in un mondo che è molto collegato, molto unito, e allora tutto quello che succede di bene si ripercuote anche lontano da noi, ma anche quello che succede di meno positivo. Abbiamo anche dei ricordi in questo anno che ci hanno toccato soprattutto come città di Venezia. Penso all'incidente del pullman con i 20 morti, quel momento tragico in cui tutta la città si è sentita coinvolta. Viviamo anche purtroppo nelle nostre vicinanze, nelle nostre adiacenze territoriali, tocchiamo con mano la piaga del femminicidio. Giulia recentemente e proprio ieri Vanessa, 2 giovani donne diverse ma toccate dalla stessa violenza. Cosa c'è stato di positivo in questo 2023? Beh, certamente io ho un ricordo molto positivo della GMG di Lisbona. Lì si è respirata un'aria di semplicità, di coraggio, di speranza. Ecco, questo è il messaggio e l'augurio che io voglio lasciare ai piccoli, ai grandi e ai telespettatori. Guardiamo al futuro con chi ha energie nuove e cerchiamo di pensare che le energie nuove si riscontrano, si ritrovano, si sviluppano per il cristiano in una seria, vera meditazione dell'evento dell'incarnazione. Dio che è Padre, che ci dona suo Figlio e che ci chiede di riscoprire il valore della paternità e il valore della fratellanza. Ecco, questo è il mio augurio. Buon Natale a tutti e felice 2024 a tutti. È stato un anno impegnativo e difficile per Venezia, ma il mio augurio a tutti è che questo Natale sia di rinascita, le parole del sindaco Brugnaro. Per Venezia è stato un periodo complicato e anche bello, un anno difficile. Devo dire che non ho avuto anni facili in questi 8 anni da sindaco, però con grande passione, con grande fiducia guardiamo avanti. È stato un anno in cui il Mose è entrato in funzione, direi in maniera costante, quando è stato necessario. Abbiamo avuto la possibilità di dare garanzia adesso che ci sarà il Bosco dello Sport, per cui lo stadio, il Palazzetto dello Sport. Abbiamo investito molto sullo sport, abbiamo investito molto sui giovani. Penso a tutti i lavori che abbiamo fatto di efficientamento degli uffici pubblici piuttosto che delle aree pubbliche, per cui abbiamo investito sulle biblioteche, sulle piste ciclabili, sulle spiagge. Dove abbiamo potuto abbiamo
fatto il nostro meglio, abbiamo dato il contributo perché quei ragazzi, a voi giovani, insomma, venga data la possibilità di vedere avanti, una città che sta rinascendo. Abbiamo detto assieme all'università che investiremo sull'università e sull'attrazione di talenti da tutta Europa, perché vogliamo che questa sia una città di giovani. Il tema dello spopolamento esiste, è un tema nazionale in Italia, non soltanto a Venezia, e purtroppo facciamo pochi figli e quei ragazzi però probabilmente hanno bisogno di fiducia, hanno bisogno di esempi, hanno bisogno di vedere gente che non si arrende di fronte alle difficoltà. È stato un anno dove Venezia è stata colpita anche da incidenti stradali particolarmente gravi, da lutti e da difficoltà anche legate alla sicurezza in certi quartieri. Stiamo reagendo, abbiamo intenzione di non mollare e anche i ragazzi che vedono nell'ambiente una prospettiva, diciamo sì, è vero, scendiamo in piazza tutti insieme, lavoriamo insieme perché l'ambiente sia valido, ma scegliamo la strada della scienza, scegliamo la strada pratica, facciamo proposte. Possiamo anche fare proteste, ma facciamole in un contesto che non sia di depauperamento o di sfruttamento delle nostre bellezze artistiche. Facciamolo pensando a una qualità della vita migliore. Ecco, io con questo entusiasmo rinnovato, il Natale è sempre una nascita, una rinascita, per me rappresenta questo e ecco l'augurio che faccio a tutti, anche alle persone che in questo momento vivono magari momenti personali di difficoltà, vi auguro di poter fare un viaggio interiore positivo, perché a Natale si rinasce. Natale è un momento che riguarda le nostre coscienze e riguarda tutte le famiglie. Dobbiamo sentirci più fratelli, più amici, più comunità. Questo è l'augurio più grande che facciamo da Venezia per Natale, per il prossimo anno, che sia di felicità davvero e di comprensione maggiore tra tutti, anche con idee diverse. Buon Natale a tutti. Ed ora invece gli auguri del direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima, Edgardo Contato. Buongiorno a tutti o buonasera a seconda di quando questo servizio andrà in onda. Penso che non sia una cosa usuale che un direttore generale di un'azienda faccia questo intervento. È finito l'anno, è stato un anno difficile. Noi come sanità abbiamo cercato di essere vicino ai cittadini. Sicuramente ci siamo impegnati tanto, i nostri collaboratori hanno lavorato tantissimo proprio per cercare di alleviare quelle che sono le sofferenze e i disagi che a volte la sanità può creare. Ci abbiamo messo tanto impegno. Se siamo riusciti nel nostro intento sono molto soddisfatto, se non ci siamo riusciti mi scuso e comunque vorrei a tutti voi fare tantissimi auguri di buone feste, di buon Natale, di un felice anno nuovo e di tanta salute. Noi ci impegneremo tantissimo per cercare di aiutare a mantenerla. Grazie. Nonostante alcuni indicatori dell'economia regionale rimangano positivi, anche in Veneto aumenta il lavoro precario e spesso i salari non sono adeguati. Il bilancio del lavoro nel 2023 e le prospettive per il nuovo anno, nelle parole della segretaria generale della CGIL del Veneto, Tiziana Basso. Che Natale sarà questo per i lavoratori e le lavoratrici del Veneto? Noi siamo molto preoccupati perché purtroppo le retribuzioni delle lavoratrici e lavoratori sono state falcidiate dall'inflazione e non abbiamo recuperato. Non ci saranno risorse nuove indipendentemente da quello che dice il governo rispetto alla manovra e non crediamo appunto che siano sufficienti le piccole cose che sono arrivate o che arriveranno. Per cui per i lavoratori sarà dura. Tra l'altro i dati di novembre di Veneto Lavoro ci dicono che sì, l'occupazione aumenta, però aumenta quella precaria, quella a basso valore aggiunto e quella part-time, quindi diminuiscono invece i contratti a tempo indeterminato e questo ci preoccupa, così come ci preoccupa l'aumento della richiesta di cassa integrazione. Il sistema produttivo sta rallentando, in particolare il manifatturiero, e abbiamo molti settori che non hanno il contratto collettivo rinnovato, a partire dal settore del commercio e dei servizi.
Quindi queste sono prospettive, diciamo, che non depongono a favore di quello che sarà il prossimo anno, il 2024. No, c'è veramente preoccupazione, perché alla fine, se rallenta l'economia, noi siamo legati alla Germania in maniera molto forte e la Germania è di fatto in recessione tecnica, e quindi questo purtroppo porterà a ulteriori difficoltà. Noi appunto chiediamo che anche le risorse dei fondi europei, a partire da quelle del PNRR ma anche quelle regionali, vengano indirizzate per rilanciare alcuni settori che sono in difficoltà, a partire dall'automotive e dal termomeccanico, e che vengano poi utilizzate le risorse per riqualificare i lavoratori, per non lasciare nessuno indietro, perché ci sono oggettivamente rischi forti. Il Veneto è una delle regioni più in salute dal punto di vista economico in Italia, lo si ribadisce spesso citando i dati del PIL e delle esportazioni, però al di là di questo sviluppo economico, quindi è un benessere che poi non è diffuso su tutti i cittadini. No, anche perché non possiamo vivere di solo export. La domanda interna rallenta perché le risorse a disposizione delle famiglie sono minori, quindi questo è un dato che è sotto gli occhi di tutti e che rischia di mettere in crisi ulteriormente alcune imprese. Dobbiamo fare investimenti, dobbiamo lavorare sulle transizioni in maniera più importante, siamo indietro rispetto anche ad altre parti del nostro paese, perché appunto la locomotiva, come si chiamava il Veneto, rallenta, e quindi da questo punto di vista c'è molto, molto da fare. Che auguri si sente di fare ai lavoratori e alle lavoratrici per questo Natale e per il prossimo anno? Io auguro a tutte le lavoratrici e lavoratori serenità in queste feste, seppur complicate. Auguro a loro che veramente cambi la situazione dal punto di vista degli interventi del governo a favore delle lavoratrici e lavoratori, ma anche che i datori di lavoro si rendano conto che non possiamo non rinnovare i contratti collettivi nazionali, dare una retribuzione giusta alle persone che noi rappresentiamo. Ed ora gli auguri dei cittadini per questo Natale. Si sente di fare degli auguri ai maestrini e ai veneziani? A tutti, ovviamente, a tutti. Spero che ognuno trovi la sua strada e spero che qualcosa di bene arrivi per tutti. Le auguro a tutti un anno felice, di passare un anno migliore di quelli che hanno passato. Tanti auguri a tutti e speriamo bene per la gioventù. Tantissimi auguri a tutti i maestrini e veneziani, anche se io sono un adottato veneto, nonostante sia un terrone, ma tantissimi auguri. Gli auguri fanno sempre bene, si fanno ogni anno e anche quest'anno andranno bene. Si sente di fare gli auguri ai maestrini e ai veneziani? Sì, certo, sono maestrino anch'io. Tanti auguri Venezia, mestre. Ed ora invece vediamo insieme le bellissime immagini dei presepi di sabbia a Jesolo.
Siamo arrivati al termine e a me non rimane che salutarvi, vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro ancora un buon Natale a tutti. Grazie per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Santo Stefano, alta pressione e tempo stabile, ma con molte nubi. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 26 dicembre. Sul Veneto sarà asciutto, ma come detto con nubi basse e nebbie spesso persistenti per tutta la giornata. Sui monti sarà possibile qualche sprazzo di sole. Temperature stazionarie minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese tra 6 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo foschie anche fitte in pianura e sulle valli alpine. Il cielo risulterà coperto un po' ovunque. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime sugli 8-11 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà decisamente diverso, con più sole e cielo sereno o velato. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 6-7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.